Parliamo del trofeo Taras, della presentazione e della conferenza stampa che avverrà proprio oggi alle 18:30. Torre dell'Orologio, un posto meraviglioso della nostra città, Piazza Fontana Taranto. Ne voglio parlare insieme al presidente di Onda Buena, Salvatore Serra, che è qui in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Salvatore, ben trovato. Sì, buongiorno a voi. Allora, ci può spiegare quello che accadrà questa sera alle 18:30? Questa sera alle 18:30 presso la Torre dell'Orologio in Piazza Fontana presenteremo il trofeo Taras. Il trofeo Taras è un trofeo che viene organizzato dalla maggior parte dei circoli velici tarantini, tra cui Onda Buena, Circolo Velico Azimut, Circolo Velico Antonio e Sporting Club di Pulsano. Questi circoli organizzano questo trofeo chiamato trofeo Taras, che si sviluppa su 4 giornate di regata, 4 tappe. A questa organizzazione chiaramente partecipa e c'è il supporto fondamentale della sezione velica e della Marina Militare, perché a Taranto non si può mai prescindere da quello che è il ruolo della Marina Militare. Certo. Per cui loro sono sempre di supporto a queste organizzazioni e ci aiutano nella realizzazione dell'evento. Ovviamente ci sono una serie poi di associazioni che non sono puramente circoli velici, ma si occupano di tutto ciò che riguarda l'inclusione e lo stare a mare, che sono l'associazione Salpiamo, l'associazione Museo del Mare, la fondazione Museo del Mare, l'associazione Dal Mare e tante altre realtà che comunque ci supportano in continuazione. Insomma, questo è quello che avverrà. Benissimo. Sì. Quanto è importante questo trofeo? Qual è la missione di chi partecipa a questo tipo di organizzazione? La missione di chi lo organizza e soprattutto di chi partecipa è quella di promuovere sempre quello che è il bene più grande che noi abbiamo a Taranto, che è il nostro mare, la nostra rada soprattutto. Sì. L'obiettivo è sempre quello di promuovere lo sport, l'inclusione e tutto quello che riguarda la partecipazione sociale, sempre ovviamente collegata al mare. Abbiamo davanti quello che è il grande obiettivo anche di vedere a Taranto i giochi del Mediterraneo, per cui lo sport è chiaro che in questo momento è al centro di tutte le iniziative tarantine. Assolutamente, poi è una cosa molto molto importante, voglio dire, come si fa sport in mare qui da noi non si fa da nessuna parte, vero Salvatore? Certo, abbiamo uno stadio del vento, uno stadio di regata un campo di regata che è l'ideale in tutte le situazioni. Noi a Taranto regatiamo sempre, esatto, in qualsiasi situazione. E tutto l'anno, vero? È tutto l'anno, certo. Quindi questo è un grande vantaggio per un costante allenamento, per una costante crescita, questo assolutamente è un grande vantaggio. Salvatore, io la ringrazio per essere stato mio ospite qui su Partecipiamo Taranto, su Cittadella la radio e Cittadella TV. Grazie a voi di avere sempre interesse nei confronti di queste attività e manifestazioni che sono, credo, sempre molto importanti per noi tutti. Lo sono assolutamente, proprio così. Grazie mille Salvatore, grazie buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro a voi.